Quinta corsa, prova per cavalli di 4 anni a reclamare per 6.000 euro. 10 partecipanti, distanza classica di 1660 metri da percorrere. 1 Favilla Jet Lorenzo Baldi, 2 Florida Wise L Carmine Piscoglio, 3 Flash Mark Daniele Cuglini, 4 Farabutto Stecca Giuseppe De Filippis, 5 Farida Rab Roberto D'Alessandro, 6 Feeling Model Francesco Virzì, 7 Formidabile Caff Andrea Vitagliano, 8 Fanny Gaetici Salvatore Valentino, 9 Fairplay Fox Roberto Faticoni, 10 Fabres dei Greppi Daniele Montanile. Partiti! Flash Mark in lotta con Favilla Jet in corda e al largo Farabutto Stecca. Si imbocca la prima curva, Flash Mark insiste su Favilla Jet e passa sulla prima piegata. Così Flash Mark è in vantaggio, di fuori c'è Farabutto Stecca, alla corda rimane Favilla Jet, poi Florida Wise L che precede Farida Rab, quindi Fabres dei Greppi, Formidabile Caff gli altri. 14-8 il lancio, ci prova un po' Farabutto Stecca, ma Flash Mark ovviamente corre davanti, così Farabutto si deve adeguare al lato di Flash. 400 metri in 29,4. Un Flash Mark che prosegue sul suo binario d'avanguardia, di fuori sempre Farabutto Stecca, alla corda rimane Favilla Jet che è seguita da Florida Wise L, va a fare la seconda pariglia Fabres dei Greppi, avanti a Feeling Model, per linee esterne anche Fanny Gaetici. Passo tutto sommato costante, abbastanza svelto quello imposto dal leader. Flash Mark 1 minuto e 3 decimi per i primi 800 metri di gara. Si affronta per l'ultima volta la curva di destra, Flash Mark sempre in evidenza, ora paga il percorso esterno Farabutto Stecca che al chilometro è in grave crisi, deve aggirarlo Fabres dei Greppi, 1000 metri in 1.16,4. Flash Mark sempre in vantaggio su Favilla Jet che è nella sua scia, poi Florida Wise L in corda e al largo Fabres dei Greppi, ancora Farida Rab, 400 metri al palo, 14,8 la retta di là, 1.32,4 in 1.200. Flash Mark accelera al largo, prova ad impegnarsi sempre Fabres dei Greppi, alla corda Favilla Jet, poi Florida Wise L all'ingresso addirittura d'arrivo. Flash Mark in vantaggio, Fabres dei Greppi che passa all'attacco, insiste Fabres dei Greppi, va di dentro Favilla Jet, è passato Fabres dei Greppi nei confronti di Flash Mark che è fermo, di dentro Favilla, Fabres in vantaggio, ci prova Favilla, Fabres e Favilla fino in fondo. Fabres dei Greppi probabilmente si salva da Favilla Jet, ma bisogna rivederla. 1.16,4. Bel percorso esterno di Fabres dei Greppi che si è impegnato con decisione negli ultimi 500 metri a destra di Flash Mark, ne ha debellato le resistenze e ha tenuto duro fin sul palo con Favilla Jet che ha recuperato centimetro su centimetro, sono vicinissimi sul palo. Molto stretta, la telecamera non è perfettamente in asse, bisogna andare necessariamente dal giudice, strettissima tra l'1 e il 10 Favilla Jet e Fabres dei Greppi, stretta foto.